saggi che l'hanno fatto, in particolar modo per quanto riguarda il concetto di pianificazione, quindi gestione corretta di una risorsa. Personalmente, non tutti saranno con me d'accordo, molto spesso nelle amministrazioni noi troviamo l'assessorato settore ambiente, nell'altro palazzo l'assessorato settore urbanistica, che molto spesso magari, ecco, io ho promosso pianificazione del territorio mettendo tutto dentro, perché in realtà io credo noi stiamo semplicemente osservando lo stesso elemento da punti di vista diversi, ma che sicuramente comportano dei punti di arricchimento e di riflessione condivisi. Ci sono problemi? No. Allora, quando noi parliamo di gestione di una risorsa, evidentemente, ed è questo il concetto, il fatto che non si parli mai di risorsa assurda, ma quando noi parliamo di gestione di una risorsa significa anche pensare che questa risorsa non è illimitata, ma che la presenza dell'uomo con il proprio intelletto, la propria capacità, possa sì sfruttarla, ma possa anche garantirla per il futuro. Quindi ora passerei la parola all'architetto Pantin che ci farà riflettere su alcuni aspetti di progetti, interventi che sono stati fatti nel contesto urbano di Vicenza, del territorio vicentino, e ci darà anche dei punti di riflessione per quanto riguarda ad esempio il recupero o progetti di riqualificazione di aree potenzialmente degradate, come possono essere anche delle aree in prossimità delle stazioni, delle grandi città, che ci fanno sempre riflettere in qualsiasi città andiamo, c'è il problema della stazione. Quindi come questa è parte integrante della città e come essa può essere una parte integrante positiva del territorio urbano. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Io questa sera, visto il tema che mi è stato assegnato, volevo in qualche modo portare la testimonianza del lavoro che l'Ordine degli Architetti sta facendo nei confronti della città e della presenza che cerchiamo di avere, perché lo sentiamo come un nostro dovere etico e morale all'interno della città. E lo facciamo molto sicuramente dal punto di vista del paesaggio come è stato descritto prima, cioè paesaggio in senso non di visione di un paesaggio interessante, ma nel senso di paesaggio che rappresenta un'identità sociale, economica e culturale di un luogo. E lo facciamo perché speriamo di alimentare il dibattito in città, perché ci siamo accorti che molto spesso non è così, si può condividere con le persone, si può condividere con le città le tematiche, ma è molto difficile fare un lavoro nel quale ciascuno di noi possa esprimere la propria domanda di città. Insomma, la capacità di immaginare un paesaggio diverso non è così diffusa, e siccome nel nostro modo di lavorare, nel nostro modo di affrontare i temi, la parola progetto è quella che viene sempre in primo piano, è il nostro modo di lavorare, il nostro modo di leggere e dare delle risposte, ci piace anche nello stare all'interno della città provare a stimolare anche negli altri cittadini la capacità appunto di dare delle risposte e di fare delle domande. Ovviamente ciascuno ha la propria immagine di paesaggio e la propria immagine di città, la propria immagine di paesaggio, perché uno stesso paesaggio è diverso se è visto da un uomo o da una donna e viene percepito diversamente, o forse è diverso perché nel paesaggio in alto c'è il sole e in quello invece sotto non c'è, o forse quello sopra è di giorno, quello sotto di notte, e quindi è diverso per il contesto in cui lo si guarda, è diverso perché è diversa la cultura, è diverso l'occhio di chi lo guarda, ed è diverso anche a seconda del tempo che dedico a guardarlo, perché poi se guardo meglio quei due paesaggi che a un colpo d'occhio sembra lo stesso punto di vista, in realtà tra i due ci sono molte differenze.
Quindi il modo raccontare il paesaggio vuol dire essere consapevoli di non avere in mano la verità, essere consapevoli che non c'è un'ideologia del paesaggio, c'è un'appropriazione e quando ognuno fa proprio un oggetto vuol dire che lo rende personale. Allora anche i paesaggi più noti dell'architettura possono essere raccontati con parametri diversi da quelli che siamo abituati ad usare come architetti o come storici o come eredi dei Palladio solo perché abitiamo a Vicenza, non perché ci siamo montati la testa, ma invece ci sono modi in cui le architetture stanno nei luoghi che sono modi che fanno parte di altre culture, di altre professionalità. Questa è una carta che riporta tutti i luoghi del centro di Vicenza che sono stati set cinematografici. Sono decine e sono modi di raccontare la nostra città, di rappresentarla, che sono molto diversi da quelli consueti, che sono occhi diversi e che hanno finalità diverse, non sempre quelle di raccontare la nostra città, a volte quelle di utilizzarla, però noi sappiamo che i luoghi urbani, le architetture, gli edifici sono fatti per utilizzarli, non sono fatti per raccontarli, e quindi mettere insieme, quando si racconta un paesaggio, anche il punto di vista del cinema piuttosto che della letteratura e della storia, questo ci sembra davvero che possa essere un racconto interessante. Oggi si parla molto del recupero delle periferie degradate, ma c'è un tema che appartiene direi in maniera molto evidente alle città venete, ma posso dire tranquillamente alle città italiane, che è quello di essere città storiche, non solo e non tanto perché c'è un centro storico, ma perché c'è una rete di storia che è fatta appunto dalle parti più dense, più antiche, che sono quelle del centro storico, ma che esce anche fuori e che costituisce la forza, il legame che ci fa dire che il nostro paesaggio è un paesaggio che ha, nonostante tutte le violenze che abbiamo prodotto, che ha ancora una fortissima identità. E quindi i nostri centri storici sono al centro del nostro paesaggio, al centro spesso non fisico, ma in un centro anche ideale, per il quale che cosa è importante? Beh, perché un luogo sia al centro è importante che sia facile entrarci, è importante che il rapporto tra lo stare dentro e fuori dal centro storico sia un rapporto che conduce sia all'interno sia all'esterno, e quindi quando io progetto fuori non ho meno vincoli di quando progetto all'interno delle mura, e viceversa l'interno delle mura non è detto che debba essere assoggettato ai vincoli di conservazione e di mantenimento dello stato quo, ma invece deve esserci sempre una relazione tra i due luoghi. E l'altro tema che è molto importante all'interno del paesaggio è il tema delle relazioni. Guardare il paesaggio nel senso di paesaggio urbano secondo noi è guardare le reti piuttosto che i singoli punti. Insomma, a noi ci viene sempre da dire che una singola bella architettura non riesce a fare un buon paesaggio, ma forse un sistema di relazioni che funziona, un sistema di relazioni che si valorizzano tra loro, questo sì. La mappa che vedete proiettata, naturalmente gli amici vicentini non hanno problemi nel leggerla, ma evidenzia i sistemi di relazione che appartengono alla nostra città. Per esempio, le mura storiche. Anche in questo caso alcuni elementi del paesaggio, alcuni elementi dell'architettura, alcuni elementi dell'urbanistica non sono immutati nel tempo. Ciò che una volta rappresentavano le mura, e cioè l'idea della protezione e della difesa, oggi si è completamente ribaltato. Le mura sono diventate le porte per entrare in città e le porte per uscire dalla città, cioè sono luoghi dello scambio e non più luoghi della separazione. Ma un altro elemento importante che fa parte delle relazioni del paesaggio sono per esempio i fiumi. Noi abbiamo la fortuna di avere i fiumi che attraversano sia parti del tessuto storico sia le parti più periferiche, e questi fiumi, nell'attraversare tutti i luoghi costruiti della città,
collegano per esempio tra le aree tra le più belle aree verdi che abbiamo ancora a disposizione e quindi rappresentano un parco lineare naturale. Anche questo è un elemento del paesaggio ed è un elemento che deve essere letto, che deve essere valorizzato. Certo, il fiume, il parco diventa, come dire, quella dimensione anche del verde urbano, di ciò che fa la qualità dell'abitare, che nel tempo sembriamo aver dimenticato. Oggi lavoriamo troppo spesso con l'idea che il verde debba essere, come dire, una dotazione urbanistica che si misura in metri quadri per abitante e invece questo verde, lo dimostra chi meglio degli architetti lavora sul tema del paesaggio e sul tema del verde, questo verde è scarsamente significativo perché non ha un valore ecologico importante né un valore ambientale, ma il sistema del verde invece costituisce una rete ecologica e quindi ha a che fare appunto con il clima delle città, con la capacità di essere utilizzato nelle diverse stagioni dell'anno e quando il verde e l'acqua attraversano anche le parti della città che sono più costruite, lì il valore ancora una volta diventa più significativo e diventa più forte. Ma rispetto anche alla visione della città che abbiamo condiviso in questi 3 anni in cui l'Ordine degli Architetti sta lavorando su questo tema e abbiamo condiviso anche con le realtà economiche, con gli operatori che lavorano nella città, un tema importante del paesaggio è anche la manutenzione, la capacità di saper utilizzare gli elementi che con un termine bruttissimo chiamiamo di arredo urbano, forse se non li chiamassimo arredo urbano li useremmo meglio, ma la capacità di avere cura e di avere attenzione per i luoghi non è solo una capacità che si esercita a grande scala, ma si esercita anche nelle piccole scale. Tante piccole scale, guardate la diapositiva in fondo, io credo che potevamo fare a meno di un posto auto in quella posizione che taglia a metà all'inizio di un percorso porticato, non avremmo creato nessun danno al sistema della sosta, ma se questa attenzione non c'è, se non c'è la cura per i luoghi, allora molto spesso questo sistema del paesaggio viene in qualche modo maltrattato. E a questo non servono grandi progetti, non servono nemmeno tante risorse. Non è vero che il rapporto col paesaggio è un rapporto e il recupero del paesaggio è sempre una cosa costosa che incide sul bilancio delle amministrazioni, ma ci sono piccole azioni, piccoli interventi che cambiano l'immagine di un luogo anche senza che siano necessari grandi investimenti di carattere economico. Ecco, allora dunque dicevamo prima che la nostra regione è una regione che ha ancora una componente, una percentuale di consumo di suolo di terra che è molto elevato. A noi piace di più dire che, e quindi tutti noi ovviamente ci auguriamo che questo slogan del consumo di suolo zero arrivi a compimento, però siccome appunto noi cerchiamo di lavorare di più anche in questo caso sul progetto piuttosto che sull'affermazione assertiva, a noi piace di più sostituire alla parola consumo la parola spreco. E allora pensiamo che se l'obiettivo europeo è quello di arrivare al consumo di suolo zero nel 2050, forse l'obiettivo di arrivare allo spreco di suolo zero potrebbe avere come soglia già domani, perché il problema è lo spreco, non è semplicemente il consumo, è uno degli elementi fondamentali perché non si sprechi più suolo è quello di tornare a investire sulla città costruita. Questo è come dire, il modo in cui noi pensiamo che si debba rispondere a questo che è un bisogno reale, che tutti condividiamo, ma al quale vogliamo rispondere non con una negazione ma con un'affermazione, cioè torniamo a lavorare sulla città costruita e certamente sulle periferie che
delle tante regole, delle tante suggestioni che potremmo trovare in centro storico, ne hanno sicuramente di meno, ma lavoriamo anche sui centri storici, perché certo le città europee hanno una grande attenzione alle loro periferie, ma le città italiane hanno anche un problema dello spopolamento e del degrado del tessuto storico, e secondo noi i due temi sono quantomeno equivalenti e meritano entrambi attenzione. Per quanto riguarda l'uso invece degli spazi, diciamo, lontani o più lontani dalla città storica, noi a Vicenza negli ultimi anni qualche esperienza l'abbiamo avuta. Certo, anche noi abbiamo i viali di accesso alla città che sono viali di scarsissima qualità, abbiamo i nostri quartieri periferici nati in un certo modo, ma negli ultimi anni abbiamo avuto 3 episodi fondamentali che ci hanno indotto a dire che non possiamo più smettere di riflettere su questo argomento. Il primo è quello della caserma d'Armonì, che è stata ed è una ferita non sanabile del territorio vicentino, che è nata sopra la nostra testa, è nata per esigenze che non c'entrano con la città, o perlomeno c'entrano nel senso che anche noi siamo parte di una nazione, e sulla quale ci siamo trovati disarmati. Forse ora un po' la recuperiamo, perché in parte recupereremo un parco, quello che abbiamo chiamato Parco della Pace, a servizio della città, ma è Armonì una ferita che non è rimarginabile. E c'è una seconda ferita non rimarginabile, stavolta non è colpa di nessuno, ma ce la siamo costruita in città, ed è Borgo Belga, sul quale che è una chiara dimostrazione di come l'errore è un errore urbanistico, e quando l'errore è urbanistico, quando si decide di intervenire in un luogo che è la confluenza di 2 fiumi, che non ha l'accessibilità, che ha un contesto paesaggistico delicatissimo, non c'è architettura che tenga, non si rimedia più. E questo è l'altro spina nel fianco con la quale abbiamo a che fare, che sono davvero, questi sì, sono violenze sul paesaggio. Ne abbiamo una terza, sulla quale invece possiamo, secondo me, anzi sono certa che possiamo e dobbiamo lavorare, e la terza è il progetto di attraversamento dell'alta velocità, che non è un progetto ancora concluso, e sul quale quella capacità di cui parlavo all'inizio, di immaginare la propria città, il proprio modo di frequentare la città, ma di immaginarci anche non solo legati al locale, ma come una città che sta nel mondo, e quindi sulle due dimensioni. Ecco, credo che questo progetto dell'alta velocità debba mettere alla prova la capacità dei cittadini di ragionare su quanto posso, devo ed è giusto sacrificare, e su quanto invece non c'è trattativa possibile. A maggior ragione perché, mentre gli altri 2 episodi sono 2 episodi circoscritti, il progetto dell'alta velocità è un progetto ancora più complesso, perché è di per sé un progetto di rete, è un progetto di comunicazione, quindi richiede anche in questo caso di essere visto da prospettive diverse. Come dicevo, questo non è ancora, spero non sarà mai, una ferita sul nostro territorio, e questo è un punto sul quale l'attenzione dell'Ordine degli Architetti, ma quello che conosco della mia città, l'attenzione anche della città, è sempre molto alta. Volevo chiudere questa breve relazione facendo vedere un video molto breve, perché stiamo lavorando, e questa è una cosa è un progetto che abbiamo sviluppato l'anno scorso, stiamo lavorando anche per comunicare con i cittadini, ma anche con i turisti, una Vicenza diversa, per comunicare e per far crescere la cultura di un'architettura contemporanea, che non è sempre un'architettura priva di significato, ma che deve avere degli strumenti e deve avere delle informazioni per poter essere letta e compresa. E allora, insieme agli amici che gestiscono la compagnia La Piccionaia,
L'anno scorso abbiamo organizzato una visita aperta a tutti i cittadini, quindi non rivolta soltanto agli architetti, con un piccolo itinerario che percorre le zone vicine alla stazione ferroviaria in tempi non sospetti, non si parlava ancora di alta velocità, quindi abbiamo scelto quella zona perché nella memoria dei cittadini quella è una zona di edifici brutti. In realtà non sono tutti edifici brutti, ma ci sono testimonianze dell'architettura contemporanea che invece varrebbe la pena di rileggere e di rivalutare. La cosa interessante è che questo percorso guidato viene fatto con delle cuffie, per cui non si è isolati dai rumori del paesaggio urbano, della città, e una voce racconta e dà delle suggestioni su quello che si sta vedendo. Vi faccio un momento vedere questo piccolo trailer. Non so se sentirete bene. Un luogo che si chiama Moresto, anche se oggigiorno non troviamo nessuna traccia, nessuna memoria di questo nome. È un luogo che ha una lunga storia, dettata dai sogni, dai desideri, dai viaggi. Un luogo dove è molto facile sognare. Dove si trova ora il limite, la porta tra Campo Marzo e la città. Facciamo un gioco scaramantico, camminiamo senza calpestare le giunzioni tra i piedi del marciapiede. Ma qualcuno lassù ha pensato che qui si veniva ad abitare di nuovo e che anche se sono le finestre dei vetri io ci devo guardare fuori qualche volta e magari sono proprio quelle della mia camera da letto. Non ci avete pensato che io ci vengo ad abitare tutti che ci dormo. Non è lo spazio che un po' genera uno stile di vita, la sua forma, materiali, le misure, il tipo di finestre che si affaccia, i livelli, quanto di livelli diversi, due cose che sono giuste. C'è sempre un retro di cose, anche noi abbiamo un retro. Questo è il grande retro di Vicenza. La Vicenza di Viale Milano è una città coraggiosa, imprenditoriale ma colta, che mette all'opera i propri delfini. Ed infatti sono professionisti vicentini, giovani ed emergenti, che firmano i progetti degli edifici destinati ad accogliere uffici, negozi e residenze, e molti di loro saranno gli stessi progettisti del Villaggio del Sole, che verrà realizzato di lì a pochissimo. Una Vicenza che progetta la modernità per il ceto ambiente, ma che pensa alla stessa modernità per l'edilizia popolare. Un racconto il nostro che, come ricordato, è ambientato nella seconda metà degli anni 50 e ha come protagonisti principali stakeholders vicentini, vicentini gli investitori, vicentini gli ingegneri progettisti, il direttore lavori, il calcolatore. Anche il contrario sono vicentini. CESE, il censore pubblico di questa operazione, che fino al 69 si sente supportato dal Ministero dei Lavori Pubblici e della Soprintendenza ai Monumenti di Venezia. E dietro la chiesa di San Felice si innalzò il mostro più alto di Vicenza, che dovunque tu sia ti ossessiona con la sua presenza, blocca la prospettiva del corso se lo risali dall'isola, si impone impertinente, portato l'angolo di Viale Trento e presso Viale Mazzini. Se ti affacci alla città del piazzale della Vittoria, lo vedi spaesato e stupido.